I miei ospiti hanno un impegno importante e tra poco capiremo insieme quale sia. Io partirei da qui perché in prima pagina leggiamo: la Gelmini respinge i precari, siete troppi, bisogna tagliare, non li ricevo, costano troppo, non li possiamo assumere tutti, vanno tagliati, le loro manifestazioni sono tutte strumentalizzazioni politiche. Questo dice la Gelmini, il ministro della pubblica istruzione, ai precari, e i precari della scuola, 2 di loro sono qui da noi in questo momento. Di manifestazioni ne hanno fatte tante, compreso lo sciopero della fame, 8 giorni per Caterina Altamore, 17 se non sbaglio per Giacomo Russo. Come state intanto? Come state? Stanchi e deboli. Caterina è stata anche ricoverata ieri, le è stato imposto di smetterla, la smetterai? No, perché dopo tanti 2 anni di lotte con i miei colleghi per parlare finalmente di scuola, ma poter parlare in maniera seria, perché ci sono degli slogan, no? Parlano di riforma Gelmini, ma non è una riforma, la riforma mira alla qualità della scuola, non toglie 8 miliardi alla scuola. Noi non vogliamo essere assunti tutti, non vogliamo regalato niente. Io ho 14 anni di servizio da precaria su un posto vacante, quindi noi non vogliamo i posti regalati, noi vogliamo assicurato quel diritto, perché noi siamo ancora nelle scuole. Io voglio parlare sotto 3 aspetti. Io sono un insegnante che ancora forse non ha perso il posto, ma sono anche una mamma di 3 figli e sono una precaria. Allora io dico da mamma che voglio andare in una scuola e voglio portare i miei figli in una scuola pubblica di qualità. E ovviamente se tu togli risorse non puoi trovare la qualità. Io voglio capire, quando parlano di scuola di qualità e parlano della primaria, che ricordiamo che era ai primi posti a livello al mondo, finalmente l'Italia aveva una cosa ai primi posti del mondo, e la tolgono, hanno distrutto l'assetto modulare dove ci permetteva di veramente approfondire le nostre competenze. E poi parlavano tanto, hanno fatto uno slogan, 3 maestri in una classe. Smentiamo questa cosa, perché avevamo delle ore di compresenza, per esempio, che ci permettevano, che erano 4 ore a settimana, che ci permettevano di recuperare quei bambini che avevano bisogno di recupero. Hanno tolto anche delle ore ai bambini disabili con problemi di handicap, hanno tolto molte ore. A poco fa si parlava di sud e nord. Perché il tempo pieno al sud è una cosa che non esiste? Perché non viene assicurato il tempo pieno là nei posti dove si può fare, nei locali dove già è stato predisposto la possibilità di fare il tempo pieno? Ora vogliamo parlare veramente di cose serie, non di slogan. Hanno parlato di qualità, punti qualificanti. Noi abbiamo chiesto un incontro alla Gelmini. Perché non coglieva questa occasione e parlavamo di punti qualificanti? Alla data, però. Ma scusatemi, qua ci sono persone vere, precari veri, 14 anni di servizio, chi ne ha 10. Dobbiamo dire che ci sono precari che sono là, che vanno a mangiare alla Caritas, ma noi non vogliamo compassione. Io sono arrivata a mettere a rischio la mia vita perché per una causa più grande, che è un diritto essenziale, che è l'istruzione e la cultura, non per un posto di lavoro, anche se è un diritto sacrosanto. Diciamo, chi leva ore di italiano, chi leva ore di latino, chi leva tempo scuola, si parla di qualità della scuola, ma dobbiamo investire sulla scuola perché è il nostro futuro. E io chiedo questo, scusami, perché abbiamo lottato tanto per avere un po' di tempo per parlare di scuola, perché non ci è stato mai concesso. Noi dedicheremo un'intera puntata alla scuola. Mi rivolgo soprattutto alle famiglie che vivono queste situazioni, si trovano classi di 35 alunni e se manca un insegnante pure a 40. Quindi io mi rivolgo alle famiglie, per favore, non è soltanto posti di lavoro, ma si ripercuote sulla qualità della scuola, della società, sulla qualità della società. Lo dobbiamo ai nostri nonni che hanno lottato per una scuola pubblica. Lo sa quali sono stati gli unici ambiti in cui la Merkel non ha tagliato una lira? Cultura e scuola. Cultura e scuola. E Obama ha investito sulla cultura e scuola, dice non butta in mezzo alla strada chi forma i nostri figli. Perché l'Italia parla di altre cose e non invece mira sui punti veri che sono l'istruzione, la cultura? È possibile che per parlare di queste cose bisogna fare lo sciopero della fame, di un discorso così serio? Io chiedo alla politica, quando il ministro dice che facciamo politica, forse facciamo politica perché ama la politica di prendersi la responsabilità di questo disastro. Chi altro potrebbe prendersi questa responsabilità? È il compito della politica. Giacomo Russo non mangia da 17 giorni per questa causa. Assolutamente, sono sia stanco ma sono anche molto arrabbiato e molto preoccupato. Sono preoccupato perché abbiamo un ministro perfettamente ignorante che di scuola pubblica non ci capisce un tubo a parte qualche slogan, va in TV a parlare di qualità e non si rende conto che in una classe dove ci sono 30 ragazzi
va bene, l'insegnante non ha la possibilità di ascoltarli, più o meno è costretto a valutarli all'ingrosso, li guarda e mette un 6 là e un 5 qua. Quello che dovrebbe essere l'orgoglio di una nazione democratica, cioè la formazione dei propri ragazzi, va bene, questa cosa viene vilipesa tutti i giorni e poi vanno in TV a parlare di statistiche, no? Il 30%, il 40%, il 20% e non si rendono conto che se vogliono veramente progettare un futuro per questa nazione, io ho 30 anni e sogno di vivere in una nazione democratica, va bene? E se vogliono veramente progettare una nazione democratica, da dove vogliono partire se non dall'istruzione? È possibile che in una classe con più di 30 persone gli si mette anche un bambino, no? Con situazioni di handicap? Cioè, è l'orgoglio di una nazione dare la possibilità a tutti dell'accesso alla cultura. È chiaro questa cosa? No, gli slogan non ci servono, caro Ministro, perché l'abbiamo capito che non è lei il Ministro della Pubblica Istruzione, si chiama Giulio Tremonti. Avete stabilito un taglio, dietro quel taglio avete costruito una riforma, però non potete tagliare dalla scuola pubblica, aumentando i finanziamenti della scuola privata, quando dall'ultima relazione della Corte dei Conti c'è un ammanco di 65 miliardi di euro per corruzione. È chiaro o no? Abbiamo un Presidente del Consiglio, va bene, che si cerca tutte le leggi e le leggine per non affrontare i processi e hanno il coraggio di perpetuare il più grande licenziamento di massa della storia, 160.000 posti tagliati, e la chiamano riforma. Ma dovrebbero vergognarsi, questa è la verità. Grazie di questo. Sappiamo che credo che voi dobbiate andare, non so se avete il tempo di sentire, io darei la parola all'onorevole. Adesso viene per i nostri colleghi ad aiutarvi a smobilitare i microfoni. Abbiamo ascoltato questo sfogo con inevitabili caratteri comizianti, ma lo dico, non ho nessun disprezzo per i comizi, a me piacciono, li seguivo da bambino. Però che è? Quei ragazzi, quei bambini a cui fanno riferimento... Prima di andarvene vi informo di una cosa che vi farà indignare ancora di più, vi do una cattiva notizia. C'è una scuola che si chiama La Bosina nel Varesotto, ha ottenuto in 2 anni 800.000 euro di sovvenzione, è una scuola privata ed è della moglie del ministro Bossi e insegna, dove si insegna la cultura padana e si insegna il dialetto varesotto. Questo lo dico, tra l'altro ha un bilancio fortemente in deficit, mi dicono. Vorremmo leggere sui giornali anche queste cose. L'ho appena detto. Perfetto, perfetto, è grave questa... Grazie. Grazie.